200.000 studenti, 500 docenti, 44 corsi di laurea, 39 master, 14 corsi di dottorato e 40 lingue insegnate. Un tasso di occupazione a 5 anni dalla laurea dell'88%. Ca' Foscari, ateneo veneziano, si presenta così all'apertura ufficiale del nuovo anno accademico 2013-2014, tenutosi al Teatro Malibran. Un nuovo anno che guarda il futuro e le difficoltà del presente. Dedicherò l'anno accademico proprio al lavoro e dedicheremo tutte le nostre forze dell'anno accademico 13-14 alla creazione di nuovo lavoro. Una università in salute in controtendenza rispetto agli altri atenei italiani che vedono in calo gli iscritti. Anche quest'anno aumentiamo come numero di studenti, aumentiamo come progetti di ricerca, aumentiamo come investimenti perché abbiamo un piano di investimenti di circa 100 milioni di euro in nuove residenze, in nuovi edifici. A fronte di un taglio del 16% ai finanziamenti pubblici, l'Ateneo è riuscito ad investire in ricerca più del 40%. Il blocco del turnover non ha impedito inoltre di reclutare un'ottantina di nuovi ricercatori e 22 professori associati. Alle spese correnti e nuove non è però venuta meno la capacità di accantonare circa 15 milioni di euro da destinare a nuovi investimenti. Un'università Ca' Foscari aperta al mondo. Insegniamo agli studenti non solo la lingua, ma la cultura, l'economia, la politica, il contesto in cui si lavora in un paese come la Cina o come la Corea o come il Giappone, per prepararli meglio poi ad affrontare le sfide del lavoro. Un ateneo protagonista e protagonisti sono i suoi studenti che hanno animato l'inaugurazione del nuovo anno accademico, ma che sono elemento vivo del capoluogo lagunare. Creiamo cultura in questa città, produciamo teatro, musica, letteratura, cinema in modo autonomo grazie ai nostri studenti e ai nostri docenti e poi facciamo da catalizzatore delle tante istituzioni culturali della città per creare un nuovo motore di sviluppo complementare a quello turistico.